La rivoluzione del dottor Basaglia. Nel lontano 1963 il dottor Franco Basaglia diventò il direttore dell'ospedale psichiatrico di Gorizia e si trasferì a vivere in città con la famiglia. La sua casa era vicina alla clinica e dalla finestra si poteva vedere l'enorme palazzo che ospitava i malati. Quel posto aveva un'aria strana. C'era del filo spinato che circondava il parco e il palazzo aveva le sbarre alle finestre. Era un ospedale o una prigione? Un giorno il dottor Basaglia, girando per i reparti, incontrò un paziente che camminava tutto storto. Serve aiuto? Domandò, ma il poverino non ne riusciva a dire niente. Lasciatelo perdere. Disse un infermiere. È sempre così dopo la terapia. Quale terapia? Chiese il dottore sconcertato. Cosa può ridurre in questo stato un uomo? Il dottore scoprì che in quel posto le cure non erano cure ma metodi disumani che servivano ad annullare la volontà dei pazienti. Dopo certe terapie, i poveretti non ne riuscivano a parlare o a muoversi e nemmeno a pensare. Qui dentro sto vedendo cose che non voglio più vedere. Questo posto è peggio di una prigione. Disse agli infermieri. Ma abbiamo delle guardie. Ora basta però. I nostri pazienti sono esseri umani e vanno rispettati. Dunque, cosa avete in mente, dottore? Ho in mente di fare una rivoluzione. Rivoluzione! 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 Da quel giorno in ospedale le regole cambiarono. I pazienti non erano più costretti a indossare camici tutti uguali. Ognuno poteva scegliere gli abiti che preferiva e vestirsi come voleva. Anche i nostri camici bianchi creano una barriera tra noi e i pazienti. Disse Basaglia. Vi chiedo di non indossarli più. E poi basta con le teste rasate a zero. Venne chiamato un parrucchiere che si occupò di tagliare e pettinare uomini e donne seguendo i loro desideri. Io vorrei una coda di cavallo. Disse Luisella. E io le trecce. Aggiunse l'amica. Il vecchio Tonio, che in testa non aveva più un cappello, decise che da quel giorno si sarebbe fatto crescere una lunga barba. I pazienti potevano riunirsi per discutere e fare delle richieste. Si aprì un piccolo laboratorio di falegnameria. A me piace lavorare a maglia. Disse Luisella. Bene. Rispose il dottore. Mi mancava proprio una bella sciarpa. Ti faremo avere della lana e un paio di ferri. Anche i confini dell'ospedale dovevano sparire. Eh sì, perché quel posto ne era pieno. C'erano padiglioni per gli uomini e padiglioni per le donne, ben separati. E poi c'erano inferriate alle finestre e porte chiuse a chiave. Non voglio più questo tipo di divisioni. Disse Basaglia. Le persone devono poter girare tra i reparti e, se vogliono, mangiare tutti insieme, uomini e donne. Possiamo anche passeggiare nel parco con le ragazze? Chiese il giovane Umberto. Certo. Disse il dottore. Il ragazzo sfiorò con lo sguardo Luisella e sorrise. Un giorno che Luisella stava seduta su una panchina, lavorando a maglia,
Umberto si avvicinò. L'aveva sempre vista da lontano, attraverso la rete. Posso sedermi? Le domandò. Lei rispose. Va bene. Tu perché sei qui? Le domandò. Oh, non me lo ricordo più. Mia sorella dice che ero una bambina troppo vivace. E tu? Dicono che mi dimentico le cose, però a te non ti ho dimenticata. Ti guardo sempre dalla finestra della mia stanza. Ora finalmente ti vedo bene. In quel momento una voce avvisò che era pronto il pranzo. A tavola! Il pranzo è pronto. Hai fame? Le chiese Umberto, che a mezzogiorno in punto era il primo a sedersi a tavola. Sì, ma prima voglio finire questa sciarpa per il dottore. Rispose Luisella. Mi mancano solo 2 giri ed è pronta. Umberto aveva una fame da lupi, ma non si muoveva. La ragazza sollevò gli occhi e disse: Non vai a mangiare? Ho deciso che ti aspetto. Posso? Sì che puoi. disse lei, e continuando a sferruzzare dentro di sé sorrise.